La Vigor per conti diversi vince ancora e consolida il primato del girone 2-0 sulla Vigor per conti nel segno di Russo e Forgione. Partita che segue il copione, la Vigor per conti domina dal primo all'80° minuto e al sesto trova il vantaggio Pistillo. Conclude forte in porta, para momentaneamente lo giudice. Russo è il più lesto a prendere il pallone ed a depositarlo in rete. 1-0 per i rossoblù. 2 minuti dopo dall'altra parte Capalti pennella questo interessante cross dove Beramo blocca in due tempi. Jacoponi ruba pallone a centrocampo, ribalta l'azione, affida la palla a Pistillo che cerca il diagonale vincente, il pallone che termina di poco a lato. Carillo cambia gioco da sinistra verso destra, Russo conta i rimbalzi del pallone con il destro, prende l'incrocio di pali. Splendida coordinazione del numero 9. Cerenza serve sul secondo palo, Alfano che in acrobazia manda alto. Nella ripresa è sempre la stessa storia. Pistillo mette dentro, Jacoponi tocca, para lo giudice, poi Alfano rimette dentro. Bravo, la difesa giallo-blu a liberare. Jacoponi affida il pallone a Milana che si sposta il pallone sul destro, calcia sul primo palo, lo giudice manda in corner. Al 14° arriva il raddoppio della Vigor per conti, Pellegrini tira, deviazione e Forgione mette dentro il primo gol stagionale. Alla mezz'ora torna a farsi vedere in avanti la squadra di Valentini. De Logu serve in verticale Polleggioni che in qualche modo spara in porta, il pallone però è centrale e debole, para facile Deramo. L'ultima chance è per Pistillo su calcio di punizione, missile terra-area, bravissimo lo giudice a mandare in out, era l'ultima chance della partita, vince la Vigor per conti per 2-0.